Il mercato, sì, il mercato di lingua russa, comunque il mercato dell'est sul nostro territorio pesa per un 10%, soprattutto per gli alberghi di Abano, ripeto, quelli a 4-5 stelle, considerando poi che la clientela russa è una clientela che ha una propensione alla spesa molto elevata rispetto alla media. Quanto può essere questo 10% in euro? Ma in euro ormai si parla che grosso modo sono circa 40 milioni di euro in un anno che sono stati persi per questi 2 anni di pandemia e che continueranno a non essere conteggiati per il prossimo futuro. Assenti dalle terme padovane dal febbraio 2020 causa pandemia, bloccati alle frontiere perché il loro vaccino non era riconosciuto dall'EMA e ora fermati in patria dalla guerra. I turisti russi e dell'est Europa mancano dalle terme euganee da oltre 2 anni e lo saranno di certo per ancora molto tempo, rileva il presidente degli albergatori. Si dovrà tornare ad altre presenze, ad altri mercati. Per riallacciare quei rapporti storici che ci hanno resi grandi con la Germania in primis, con l'Austria, con la Svizzera e con la Francia. Quindi purtroppo subiremo le conseguenze negative di questa guerra anche in termini di presenze del turismo russo che già viveva grandi difficoltà.